troviamo presso questa struttura, che appunto si chiama Giardino Vegetazionale Astego, in gestione a Veneto Agricoltura. Quello che si vedrà oggi non è quello che è sempre stato. Questo infatti era un vivaio forestale regionale dove si producevano delle piantine forestali. Tutte le piante che si vedono qua nei dintorni possiamo dire che derivano da questo luogo. Dopo la Prima Guerra Mondiale tutto l'ambiente circostante era stato devastato dagli eventi bellici, quindi c'era il bisogno di piantare piante. Poi nei fine degli anni '80 la gestione è passata regionale, a livello regionale, quindi con i servizi forestali regionali. Un nostro collega all'epoca ha avuto un'idea veramente brillante, che è stato quello di sfruttare questo luogo, che è formato da molti gradoni in muro a secco, degradanti verso la pianura, per creare il giardino vegetazionale. Benvenuti al Giardino Astego. Questa piccola meraviglia nel cuore della regione Veneto è suddivisa principalmente in 3 parti. La prima parte è un po' il cuore di questo giardino, che rappresenta tutte le varie successioni che possiamo incontrare da una cima delle nostre prealpi fino alla pianura padana. La seconda parte del giardino è più simile a un giardino botanico, dove abbiamo raccolto all'incirca 1 migliaio di specie floreali, suddivise in piante officinali, orchidee spontanee, ne abbiamo circa una cinquantina, un roseto che vuole raccontare la storia delle rose, un angolo dedicato alla lavanda e al settore apistico, un torrente di montagna che è legato alla zona dedicata all'acqua, quindi abbiamo una torbiera, abbiamo un prato umido, un torrente di montagna, mentre la seconda parte è più dedicata al sensoriale. Abbiamo un labirinto, è l'unico labirinto al mondo costruito su terrazzamenti fatti dall'uomo, e un'area dedicata ai boschetti, che sarà il nostro prossimo progetto, che è quello di legare un animale a una singola pianta. Questo è un giardino che è completamente diverso da tutti quelli che potete vedere in giro, è unico. La bellezza di questo posto è che è strettamente collegato al nostro monte, che è il Monte Grappa. È fantastico perché il Monte Grappa è considerato uno dei primi siti in Europa come varietà floreale. È incredibile, quindi è un gran problema per noi, perché rappresentare una diversa varietà così di ambienti in così poco spazio è un'impresa quasi impossibile. Ma il bello è che riusciamo a portare e ricreare qui delle cose in pochissimo spazio che non lo puoi vedere da nessun'altra parte. Quindi è possibile passare da una vetta alpina sui 2000 metri di quota, quindi con un po' di immaginazione ti sembra di essere, non so, in vetta, e in pochi minuti poter passare in mezzo ai boschi, i rabieteti, le faggete, fino ad arrivare alla pianura padana, che l'abbiamo rappresentata in una maniera, come vedrete dopo, un po' particolare. Vedete qui praticamente non è altro che l'ossario in miniatura. Questa è esattamente la forma del Monte Grappa vista dall'alto. Abbiamo ricreato tutte le varie valli con i vari sassi che vedete. Voi mi direte, come mai che siamo a 500 metri di quota riescono a sopravvivere delle piante come la stella alpina ad esempio, poi abbiamo il papavero di montagna, quello giallo che è spettacolare, abbiamo i vari rododendri, come fanno a vivere qui a 500 metri di quota che li troviamo a 2000? La nostra fortuna è che qui, alle nostre spalle, abbiamo una valle che porta in modo costante una bava di vento, che è fresca. Questo ultimo ripiano è molto particolare perché vuole rappresentare quello che era la nostra pianura padana una volta, e infatti era esattamente così, un bel bosco, e quello che è in questo momento. Noi l'abbiamo rappresentata come un orto con le varie consociazioni, quindi anche questo è molto interessante da vedere perché abbiamo fatto un orto che è dedicato al rapporto che c'è tra il fiore, la frutta e la verdura.
Quindi se venite qui venite a scoprire come mai il pomodoro sta bene con il basilico, perché la calendula ha questo tipo di rapporto, cosa fa, la scalcitralpa, eccetera, eccetera. Ci sono tante piccole strategie che le piante adottano per poter vivere bene. Quindi noi le abbiamo sfruttate per creare un orto un po' particolare.